Sono 148 i comuni che applicano l'imposta di soggiorno, circa un quarto di quelli presenti in Veneto. La parte del leone per gli incassi la fanno la provincia di Venezia con 60 milioni previsti nel 2024 e quella di Verona con 21. Il resto se lo dividono nell'ordine: Padova 8 milioni e mezzo, Belluno 4,6, Treviso 2,3, Vicenza 1 milione e mezzo e Rovigo circa 700 mila euro. I dati, basati sui bilanci comunali, sono stati elaborati dalla Fondazione Think Tank Nord-Est. In Veneto nel 2023 si sono registrati accertamenti per 96,7 milioni di euro, in aumento del 16% rispetto al 2022. L'aumento degli introiti è determinato dal trend complessivamente positivo del turismo, ma in alcuni casi anche dall'innalzamento delle tariffe, nonché dalla crescita del numero dei comuni nei quali si paga l'imposta. Nella classifica dei singoli comuni spicca per percentuale di incremento fra il 2019 e il 2022 il comune di Bassano del Grappa, che ha fatto registrare un aumento di introiti che sfiora l'87%, ovvero quasi il doppio. Nelle casse del comune 5 anni fa erano infatti entrati poco più di 125 mila euro, dopo il Covid ne sono arrivati 234 mila e il dato è cresciuto ancora l'anno scorso, fermandosi poco sotto i 300 mila euro. La previsione per il 2024 è di 260.000, ma viene ritenuta prudenziale. Cresce anche Asiago, passata da 185.000 euro nel 2019 a 245.000 l'anno scorso. A Vicenza la previsione è di 700.000 euro, 110.000 a Creazzo, 177.000 in tutti gli altri comuni che applicano l'imposta nel Vicentino. Secondo Antonio Ferrarelli, presidente della Fondazione Think Tank Nord-Est, se l'impiego delle risorse viene concordato con gli operatori del turismo, l'imposta di soggiorno diventa uno strumento prezioso a beneficio dei residenti, delle imprese e dei turisti.